Gentili telespettatori, buongiorno, ben ritrovati a Rosso e Nero. Di fronte alla notizia della morte di Margaret Thatcher abbiamo pensato di porre oggi un interrogativo: ma al nostro paese serve un Bersani o servirebbe una Lady di Ferro? Diciamo che in qualche maniera incarnano i due opposti, perché Bersani fa parte della tradizione politica socialdemocratica, quindi la massima attenzione al welfare, la linea keynesiana dell'intervento della spesa pubblica in economia, se volete lo statalismo, mentre Margaret Thatcher è stata la traduzione politica del pensiero liberista di Milton Friedman, cioè ha privatizzato le industrie, come sapete ha chiuso le miniere di carbone, ha ridimensionato il potere di quelle trade unions che allora erano il più potente sindacato d'Europa. Bene, allora oggi abbiamo bisogno di più Stato o di meno Stato? Vi prego, da qui. Ma non c'è dubbio che servirebbe una Lady di Ferro. Il fatto è che una Lady di Ferro in Italia non sarebbe nemmeno stata eletta come peones nel Parlamento e probabilmente nemmeno un Tony Blair, senza andare alla Thatcher, ma neanche un Tony Blair sarebbe stato eletto al Parlamento italiano. Allora qui anche risulta veramente difficile dire serve questo, serve una linea politica liberista pura o socialdemocratica. Diventa difficile anche perché, io comunque lo sapete, qui siamo in Veneto e in Veneto ci sarebbero le condizioni per dire possiamo tagliare le tasse e avere più servizi in virtù del surplus fiscale che purtroppo annualmente lo Stato italiano ci deruba 20 miliardi di euro all'anno, che sono tanti. Allora, diventa chiaro però, evidente a tutti, che una Lady di Ferro in Italia non c'è e peggio, a causa di una grave mancanza di cultura politica in questo paese, non potrebbe nemmeno esserci. Chi è la Lady di Ferro? Scusate, non vorrei dire la Bindi oppure la Carfagna, non c'è, non si trova né a destra né a sinistra. Una vera cultura liberale. E non è una questione nemmeno liberista, non c'è un politico non c'è un politico né a destra né a sinistra che abbia una cultura politica che vada al di là dell'assistenzialismo e della capacità di arrampicarsi sul sistema di potere che è basato comunque sul voto di scambio, e questo è drammatico. Allora, vedete un momento, Dario Di Vico oggi sul Corriere della Sera esalta il successo strepitoso del Vinitaly, questi produttori di tutta Italia che esportano per 5 miliardi di euro il vino, no? Che è un successo straordinario, e scrive Di Vico: si dimostra un modo di fare politica industriale dal basso. Cioè non c'è stato il Ministero dello Sviluppo Economico che di concertazione con i sindacati ha stabilito come sviluppare l'industria del vino nel nostro paese. Sono stati questi produttori che con la loro creatività, con la loro intraprendenza, hanno creato questa rete di aziende. Questa è una politica industriale che non è programmata e che è esattamente il contrario della programmazione, che è nata dalle capacità delle famiglie, del singolo, eccetera, eccetera. Questa rete, no? Direttore, le dirò di più: i 5 marchi commerciali a più alto valore di mercato oggi nel mondo, a parte il fatto che 5-10 anni fa nemmeno esistevano oppure erano poco noti, ma sono tutti nati in garage, sono esempi e sono tutte aziende tra l'altro che non appartengono a quei settori strategici di cui tanto si parla, ma sono cose che qui da noi né in Italia né ahimè in Veneto riescono a decollare proprio per una carenza anche infrastrutturale, e mi riferisco a marchi come la Apple che ha più flusso di cassa del governo federale degli Stati Uniti d'America, o Google o cose di questo genere. Figurarsi se da noi possono emergere realtà imprenditoriali come queste, che queste sì sono strategiche perché sono anche a basso impatto. Mi permetta di concludere, perché è interessante questo pezzo di Dario Di Vico, perché tra l'altro ti spiega che l'Istituto per il Commercio Estero dice: speriamo che risusciti come Lazzaro, nel senso che al momento è morto, non sta facendo assolutamente niente per favorire. L'hanno abolito. Okay. Le camere di commercio, come sappiamo, destinano le risorse per mantenere gli apparati delle associazioni dei produttori autoreferenziali, più che per promuovere i prodotti, quindi senza nessun supporto pubblico queste aziende esportano il 50% del prodotto, hanno conquistato mercati sempre più ampi. È un esempio della politica industriale che parte dal basso. In questo senso potremmo definirla thatcheriana, no? Perché la Thatcher, una delle tante frasi della Thatcher era: ogni individuo
Veneto ha diritto a fare i suoi affari senza che lo Stato ci metta il becco. Questo era quasi uno dei comandamenti della Thatcher. Ma le aziende del Vinitaly e molte altre venete dimostrano che noi veneti non abbiamo paura di affrontare anche le sfide della modernità e del mondo globale. L'unico problema è avere una palla al piede come lo Stato italiano che ti succhia le risorse e, come si diceva prima anche nei fuori onda, che soprattutto in termini di costo del lavoro va a creare una situazione in cui i nostri lavoratori veneti sono i meno pagati d'Europa, però al datore di lavoro sono quelli che costano di più in Europa. Vediamo un momento, Zanetti, perché immaginiamo, allora torna all'Istituto per il Commercio Estero, il quale fa un gruppo di studi per andare diversi mesi, no, a verificare le potenzialità di assorbimento del vino italiano nel mercato cinese, no? E qui metti in piedi questi carrozzoni, invece questi partono, vanno, cominciano a vendere un pellet, no? Mi raccontava proprio il nostro Andrea Andreoli che sta seguendo il Vinitaly a Verona, cominciano a vendere intanto un pellet di vino al Giappone, poi da quello sviluppano, fanno eccetera, senza aspettare di mettere in piedi questi apparati che in qualche maniera... Prendendo il tema della giornata, della trasmissione, e restando a politici britannici, forse ancora per poco, del Regno Unito, forse più con la legge di ferro qua servirebbe un Alex Salmond, mi verrebbe da dire. Forse servirebbe, che sarebbe il politico che oggi nel forse ancora per poco Regno Unito gode di maggiore popolarità, visto che ha ricevuto anche l'accredito. Questo è Alex Salmond, è il First Minister di Edimburgo, che il 18 settembre 2014 ha indetto il referendum per l'indipendenza della Scozia, così come faremo noi in Veneto con l'indipendenza del Veneto. Con quale ministro non si sa? È stato depositato il progetto di legge da Stefano Valdegamberi dell'UDC, quindi c'è un approccio trasversale all'indipendenza del Veneto. Prego, sentiamo ancora.